Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora non vi siete svegliati anche voi, terrorizzati dall'ultradestra che preme da ogni parte e che sta per materializzarsi a Pontida? Forse voi no, perché avete preoccupazioni più concrete, diciamo quotidiane, tipo lavorare, ma i giornaloni, oggi Repubblica in testa, iniziano ad agitare lo spettro dell'ultradestra. Tutta l'ultradestra a Pontida, è l'allarme suonato in prima pagina, per esempio, da Repubblica. Poi tu vai a vedere chi sono i personaggi di questa ultradestra, uno se legge ultradestra, le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, per una volta siamo d'accordo con lui. Ti immagini una riunione di contemporanei SS in camicia nera con più o meno le parole d'ordine del Mein Kampf. Vai a leggere chi vengono citati, due leader occidentali, l'ungherese Viktor Orban e l'olandese Geert Wilders. Ora uno può pensare quello che vuole dei due soggetti in questione. Chi vi parla ne condivide larga parte delle politiche, non pensa che nessuno dei due sia Ronald Reagan, per capirci. Però, ripeto, le parole hanno un senso. Guardiamo il percorso di questi due leader che saranno a Pontida. Viktor Orban nasce come leader della protesta studentesca contro l'oppressione comunista in Ungheria, uno dei liberatori del paese, liberatori da uno dei due totalitarismi assassini e criminali del Novecento. Tra l'altro ha contribuito a liberare il suo paese dal giogo comunista su parole d'ordine liberali. Ha fondato un partito liberale, il suo obiettivo era integrare l'Ungheria nell'Europa civile occidentale. Ha poi capito Viktor Orban, e ha moltissime ragioni su questo, che l'Europa è purtroppo dedita al suo suicidio, che l'Europa con le sue politiche in parte economiche, soprattutto migratorie, è inspiegabilmente e sistematicamente dedita al proprio suicidio identitario, e ha iniziato a dire non ci sto, a contestare questo suicidio apparentemente ineluttabile di una civiltà e a presidiare la tradizione del suo Stato, la storia del suo Stato, la sovranità del suo Stato. Questo è Viktor Orban. Quanto a Wilders, cioè stiamo parlando di un leader di chiarissima formazione laica e liberale, che ti dice che il suo riferimento culturale, l'ha detto più volte, si chiama Oriana Fallaci, cioè non Heinrich Himmler, Oriana Fallaci. Perché? Perché secondo Wilders l'emergenza contemporanea assoluta si chiama islamismo, si chiama buonismo europeo largamente sostenuto dal mainstream progressista, che fa il gioco dei peggiori oscurantisti contemporanei. Cioè Wilders ha le posizioni non solo della Fallaci, Wilders giustamente ha le posizioni di Ulbeck, Wilders vede il rischio di una sottomissione, di una rinuncia dell'Europa e dell'Occidente a ciò che li connota in quanto tali, cioè la libertà della persona, la libertà della donna, la separazione tra Stato e confessione, tra peccato e reato. È questo, secondo Wilders, l'allarme supremo di oggi. E su questo ha basato la sua politica di forte contrasto non solo al diffondersi dell'islamismo, ma anche alla sua precondizione, cioè a un immigrazionismo acritico, perché ha sostenuto Wilders più volte, non è indifferente chi accolgo, non è indifferente la cultura di chi accolgo, perché non tutte le culture sono commensurabili e compatibili. Se uno d'altronde, come scriveva la Fallaci e come ha citato più volte Wilders, legge il Corano, si rende conto che le culture spesso non sono compatibili. Ecco, questi sono i due leader dell'ultradestra che stanno per arrivare a Pontida. E ora le parole evidentemente non hanno più senso, ma se ultradestra vuol dire difesa della storia delle nazioni europee e dell'identità occidentale, allora siamo anche noi di ultradestra. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.